Armando Zanotto. E beh, che dire di Armando? Armando è la storia di questo luogo, la storia delle Tre Panocce, 1980. Esatto. Ristrutturi, 1981 apri il Tre Panocce. Il 1° giugno. 1° giugno 1981. Beh, raccontami brevemente perché questa pazzia in questo straordinario posto. Ma veramente hai detto bene, che sta proprio una pazzia, una follia. Tante volte è così, è stato un fulmine a ciel sereno. Quindi cosa ha portato questo? Che ho ristrutturato totalmente il locale e l'ho portato alle origini più possibili e da lì mi sono tuffato con un sistema di cucina che mi ha fatto rivivere, una cucina che ho rispecchiato sempre le tradizioni, il dare le cose che rispetta il nostro territorio e poi ovviamente creare anche dei menù che potevano essere anche delle cene di lavoro, hai capito? Quindi socializzava anche a queste cene così. Dopodiché abbiamo cominciato a fare eventi e poi serate a tema e poi televisione e quant'altro, insomma. Ecco. Tutta la storia la raccontiamo noi quando facciamo Casa Zanotto. Certo. Adesso hai passato la mano a Simone Piccin, quindi adesso sarà lui che adesso guiderà questo locale e addirittura lo chiamerà Villa Tre Panocce, il ristorante di Villa Tre Panocce, no? Il ristorante amico. E sai perché, Bruno? Sai perché lo chiama ristorante amico? Perché lui cosa vuole? Vuole che tutta la gente quando viene diventa amica. È questo il calore che lui vuole dare a questa gente. Un calore familiare, che tu vieni a mangiare e sei un amico, uno che si interessa di starti vicino, di vedere se hai mangiato bene. E allora vediamo se diventiamo noi i suoi amici e li faremo qualche trasmissione Casa Zanotto. Casa Zanotto, esatto, Okay. esatto. Simone, Paola, Alessandro e Massimo. Queste sono le 4 colonne della nuova avventura. Naturalmente con tutti, ho sentito quello che hai detto prima, ce n'è parecchi altri intorno a te, familiari che vuoi coinvolgere in questa coraggiosa impresa. Coraggiosa impresa controcorrente, contro tutti i pronostici, ma bisognava approfittare del momento. Bisogna approfittare del momento, ma approfittare con grande passione come ce l'hai tu per la cucina, naturalmente. Sì, a me piace questo lavoro, lo faccio da 20 anni e volevo provare qualcosa di mio. E allora qual è il primo piatto che ci proponi? Allora, un risottino al prosecco, siamo nel Colline Unesco. Benissimo, allora saremo pronti a tavola con te e con la tua famiglia con un risottino al prosecco. Via, 2, 1, via!